Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, sei sorte. Benvenuti, terza puntata The Best Sandwich, l'Italia in un panino. Come sempre ci troviamo nella sede di Pordenone di Pala Gourmet, centro esperienziale del gusto. Questa seconda edizione che vede sfidarsi 24 concorrenti, professionisti del settore e 3 per puntata, come ormai siete abituati a conoscerli. Ma partiamo presentandovi subito la giuria e poi naturalmente andremo a scoprire quello che sarà il panino della regione di questa sera. La regione è la Liguria, quindi il panino italiano legato alla regione Liguria. La nostra giuria è composta come sempre da 2 giudici fissi, non possono mancare Sergio Lucchetta, presidente del consorzio Pordenone Turismo, Pietro Luisio, panel leader di analisi sensoriale. Per questa terza puntata abbiamo il piacere di avere qui con noi Paolo Zoppolatti, chef al Giardinetto di Cormons, sempre visto in televisione per la prima volta dal vivo, mi fa molto piacere. Alberto Cancian, organizzatore di #Pordenone Viaggi, esperto di viaggi, esperto di gusto e del territorio non solo regionale ma anche nazionale, poi magari ti scopriremo nel corso della puntata. Come sempre naturalmente spazio ai concorrenti e anche alla conoscenza dei loro locali. Partiamo dal primo, anche lui l'abbiamo già visto nella prima edizione, Giancarlo Iurlaro, Dolomiti Casalsa della Delizia, eccolo qua. Allora, le nostre specialità sono la carne alla griglia, la pizza, abbiamo improntato una pizza un po' sul gourmet e tutta la parte della paninoteca, dai club sandwich agli hamburger, facciamo il crunch che è il nostro punto di forza. La cosa particolare del nostro locale è che comunque tutto quello che serviamo cerchiamo di preparare noi, dalle salse al pane. Un po' tutto. Dagli ingredienti che mi hanno proposto ne ho scelti solamente 2, le alici del Mar Ligure e la cagliata genovese. Le alici e le acciughe, scusa? Le alici e le acciughe. Sì, scusate. La cagliata genovese acciughe, io ho le acciughe e qui. le acciughe del Mar Ligure. Okay. Poi ho aggiunto dei peperoni arrostiti gialli, un carpaccio di pomodoro ligure, dell'insalatina a misticanza e una salsa tartara a base maionese con l'aggiunta dei cetrioli freschi e dei capperi, un po' di erba cipollina e un po' di pepe. Andrò a fare un panino sul tiepido. Ah, quindi lo metterai al forno? Nel forno? Sì. Spalmerò sotto la cagliata genovese, che sono andato semplicemente a lavorare un attimino con la frusta, aggiungendo un pochettino di panna per renderla spalmabile, se no si faceva fatica. I peperoni li ho messi in forno interi, arrostiti, e poi li ho spellati e conditi solamente con un po' d'olio extravergine d'oliva e prezzemolo. Pomodoro ligure tagliato da affettatrice sottile, ho fatto un carpaccio di pomodoro e ho cercato di non salare, di stare attento col sale, perché cerco di andare un po' a utilizzare il sale delle acciughe per equilibrare un po' il panino. Perché la scelta dello Chardonnay? Perché tra i 3 vini che sono stati proposti, secondo me era quello che comunque aveva una struttura maggiore rispetto agli altri ed è un vino anche abbastanza morbido, che va un attimino a contrastarmi l'acidità del formaggio, perché comunque pensavo che fosse più acido, comunque non è proprio tanto acido, però un po' di acidità ce l'ha, e anche l'acidità del pomodoro, quindi per contrastare ho usato quel vino lì. Questa cagliata genovese che stai usando, che io non conosco, mi racconti un po' com'è, come l'hai trovata? Hai detto che ci hai dovuto aggiungere della panna, quindi... Ci ho aggiunto un po' della panna a malincuore, perché comunque sono sempre del parere che un ingrediente, se esce così, deve essere utilizzato per come è stato fatto, no? Comunque c'è stata una ricerca dietro e è stato un po'... Però per renderlo un po' spalmabile e anche più
più facile anche da mangiare comunque. Ho dovuto un attimino allungarlo con un pochettino di panna. È un formaggio comunque che è un incrocio tra uno yogurt e una ricotta. Che l'acciuga è un po' è sempre un rischio, no? Nel senso abbondando. Poi indubbiamente assaggeremo appunto con gli ingredienti che stai aggiungendo. Ma una domanda. Ne tiro via 2. Nei panini che fai, siccome vedevo che nel vassoio dei tuoi prodotti c'è veramente un arcobaleno di colori, Sì. fai molta attenzione alle variazioni dei colori normalmente o solo in questo caso? No, mi piace giocare con i colori. Tutti i panini che proponiamo nella birreria, ci piace che a parte comunque gli ingredienti dentro siano anche belli da vedere. Ci metto un filo d'olio sul pomodoro. Che quando ho visto la quantità di acciughe che ha messo, che vadano a deviare veramente il panino su altre soluzioni, invece nell'insieme degli ingredienti che ha messo, lasciando stare il sale e tutto, l'ha reso molto piacevole. E nell'insieme mi è piaciuto proprio questo arcobaleno di colori a me, perché mi ha colpito, come anche la cosa che ho detto prima, appunto l'insieme dei colori va a colpire tutto, da questa sensazione di ciò che è l'Italia, no? E soprattutto porta un po' anche verso la Liguria, perché la Liguria è una terra appunto di prodotti abbastanza netti e colorati. Terzo concorrente, finalmente una donna, la prima di questa edizione, Sonia Pescova, Ciò che c'era di Udine, vieni. Buonasera, mi chiamo Sonia Pescova, sono la chef del ristorantino di Piazza Primo Maggio da 9 anni circa, che è un locale nato come paninoteca birreria ma trasformata in locanda, ristorantino. Tu di cosa ti occupi precisamente? Cucina? Cucina, ma anche panini? No, c'è lo snackista per quelle cose, io sono esclusivamente cucina. Per quanto riguarda il menù, l'abbiamo chiamato impostore, dico l'abbiamo, con l'aiuto di mia figlia, perché abbiamo scelto, sì, gli ingredienti sono liguri, ma la ricetta è completamente friulana. Ok. Perciò abbiamo chiamato l'impostore, che potrebbe sembrare che è fatto solo di 2 ingredienti, ma in realtà ho scelto di fare il frichetto che racchiude il formaggio, la patata e il salame ligure. Il vino che hai scelto, no? Che è uno Hai scelto uno Chardonnay. Chardonnay di Specogna. Ritieni che andrà a sostenere bene poi quello che metteremo in bocca come Sì, panino? ho scelto il bianco apposta anche per la delicatezza in fondo del formaggio fresco e del pesto, che altrimenti andava a scontrarsi con vino rosso, quasi amarognolo diventava a mio parere, quindi ho scelto il bianco. D'altronde l'unico sapore il più forte è il formaggio caldo sciolto che si scontra con salame, ma tutto il resto poi addolcisce. Ho composto sapori in bocca che la mia mente già conosceva. Sì. Io faccio così, il 90% dei piatti alla fine cucino così, conoscendo i vari sapori e aromi. Cioè cucini Tante in testa volte prima. nella mente. Sì, devo dire che 99% delle volte mi risulta poi il sapore che io immaginavo. Aspetta, quindi vado in fiducia, ecco. Quindi è lo chef l'impostore, no il panino? a questo punto. Praticamente sì, sì, sono io. Mi aspettavo di trovare, di capire quale che potesse essere l'elemento che potesse darmi succulenza in bocca, no? Questo frico qua preparato ha tolto la succulenza, nel senso che ha asciugato molto e non è stato sostenuto Dalla salsa. dalla salsa, no? E questo qua è un problema
che ha dato poi questo senso di asciutto in bocca, quindi non c'è salivazione, non c'è succulenza. E il vino stesso che abbiamo scelto non è andato poi ad esaltarmi l'acidità che questo panino aveva bisogno, quindi probabilmente qua una bollicina avrebbe aiutato un po' le nostre papille gustative. Quindi l'idea è audace, bisogna lavorarci ancora di più, però lavorateci proprio cercando il giusto equilibrio tra le tante componenti che ci sono nel panino stesso. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Il terzo panino italiano della regione Liguria, presentato dal concorrente Massimiliano Plette del DM Caffè Italian Attitude di Udine. Vieni Massimiliano. DM Caffè Italian Attitude è una nuovissima apertura a Udine, è uno dei punti vendita della torrefazione DM Caffè, che ha l'obiettivo di fare una proposta di caffetteria molto moderna, di taglio internazionale. Abbiamo aperto nei primi giorni di agosto e stiamo avendo grandi soddisfazioni, anzi colgo l'occasione per invitare a venirci a trovare. Ho chiamato questo panino Pan Liguria, mi piaceva il gioco di parole che richiamasse sia il pan come panino, ma come anche pan da tutto, no? Insieme, dal greco pan, proprio perché ho usato tutti gli ingredienti che esatto, tutti quelli che aveva a disposizione mi metteva a disposizione, cercando di trovare un equilibrio a ciascuno di essi all'interno del panino. L'ingrediente che potevo aggiungere è la purè di fave. Ho scelto le fave perché curiosando tra la storia di questi ingredienti ho trovato un filo conduttore che li legava al mondo contadino. Volevo dire, prima ancora di assaggiare, mi piace tantissimo il tuo modo di fare ricerca, perché fai ricerca culturale, quindi vai dalla Grecia, no, a ricercare, ma anche ricerca enogastronomica, in questo caso gastronomica, cercando queste fave che si mettono in mezzo a tutti gli altri ingredienti. Sì. Credo che questo sia un po' il bello, no? Anche sì, la parte della gastronomia che più mi affascina in assoluto. L'estasi che ci aspettiamo, qual è? Riuscire a soddisfare una ricerca gastronomica, quello è l'estasi da cercare, senza compromessi e con azzardi. Tu hai scelto un Franciacorta Extra Brut, dico bene? Sì, per golosità più che altro. Ah, non c'è un... No, l'abbinamento è centrato perché insomma la parte grassa del panino è consistente e la bollicina lo sappiamo che tende a liberare un po' la parte grassa dalla bocca, quindi lasciarla pulita. E in più perché è un prodotto al quale sono particolarmente legato. È un panino da contadini, da gente che passeggia, che lavora, che cammina, che lavora e che fa molta fatica, quindi è bello sostanzioso. La mia ragione di vita negli ultimi anni è viaggiare. Ed è stato bellissimo viaggiare con te in questa creazione, perché come ti ho detto prima, quello che mi è piaciuto molto è stata proprio una ricerca sincera, sensibile. Complimenti nell'aver saputo abbinare tutto. Io l'ho trovato probabilmente molto denso, mi dava questa sensazione di essere veramente un ensemble di tantissime cose che però insieme erano tanto corpose. In questo però ci ha aiutato il Franciacorta, quindi se tu l'hai detto per gusto, in realtà andava benissimo anche nell'abbinamento. Grazie. E ho trovato fortissimo il gusto del formaggio,
Il formaggio veramente forse prevaricava rispetto alle altre cose e quindi se avessi dovuto togliere una cosa sarebbe stata quella, mentre il resto filava alla Il grande. motivo per cui non l'ho steso su tutta la superficie è Ma anche solo in questo, una parte. perché appunto volevo riuscire ad inserirlo ma con un po' di garbo. Ecco, allora questo garbo, questa sensibilità che sia quella che tu possa mantenere nel tuo lavoro, perché è quella che fa la differenza. Grazie. Ed è arrivato il momento del quiz enogastronomico. Raggiungo nel nostro salottino Mariella Trimboli, direttrice di Top, Buonasera per Alexis. proporci un altro quiz legato però Certamente. al panino italiano, al panino della regione Liguria. I nostri 3 concorrenti sono pronti: Giancarlo, Sonia e Massimiliano. Il primo che si prenoterà avrà la possibilità di rispondere. Mariella, dici pure. Bene, quanti sono gli ingredienti del vero pesto alla genovese? Citane almeno 2. E le opzioni di risposta sono 7, 5, 8. Allora Sonia, sei stata la prima. Adesso... Penso 5, se non ricordo male nella mia ansia. Però devi citarne almeno 2. Beh, basilico, aglio. No, purtroppo non sono 5. Non sono 5. Vabbè. Massimiliano. 7. Basilico, pinoli. Perfetto. Risposta esatta? Risposta esatta, sono 7, sì. Esattamente, basilico genovese DOP, che non dovrebbe essere inferiore al 25%, l'olio extravergine di oliva, possibilmente della Riviera Ligure, il parmigiano reggiano, pecorino DOP, fiore sardo, i pinoli, l'aglio e il sale. Bene, quindi Massimiliano sei stato bravo, hai ottenuto 2 punti e quindi adesso faranno i conti i nostri giudici. Intanto ricordiamo Top che esce in edicola tra poco. Sì, prossimamente in edicola, dovrebbero mancare credo 5-6 giorni per trovarlo in edicola. Racconteremo del contest The Best Sandwich l'Italia in un panino e pubblicheremo le ricette dei panini vincenti. Bene, con Mariella ci ritroviamo dopo con l'altro momento legato alla cultura e in particolare ai vini. Certo, grazie. Ed ora andiamo a conoscere la classifica dei panini regionali. Al terzo posto Sonia Pescova del Ciò che c'era Udine. Secondo posto Massimiliano Plet del DM Caffè Italian Attitude Udine con 150 punti. Al primo posto con 169 punti Giancarlo Iurlaro della birreria Dolomiti Casarsa. Siamo pronti per conoscere i panini creativi di questa puntata. Partiamo già da Giancarlo Iurlaro del Dolomiti di Casarsa della Delizia. Vieni Giancarlo. Allora, ho preparato un pane con farina di segale e semi di finocchio, poi un tonno avvolto nel sesamo per fare appunto il tataki, che sarebbe una tecnica di cottura. Lo vado a scottare. Il pane gli levo via un po' di mollica, poi ci metto della mozzarella di bufala campana, il trancio di tonno scottato, lo lascerò molto, molto al sangue. Del guanciale lo farò solamente leggermente sudare in padella senza cuocerlo troppo. Gli ingredienti mi indicano una grande aromaticità di questo panino. Come pensi di andare a equilibrare il tutto? L'ho assaggiate tutte e 3 le birre con questo panino. Devo dire che secondo me tutte e 3 potrebbero andare bene. Però se devo sceglierne una scelgo la non filtrata, perché ho pensato, siccome ho preparato una maionese, pure se così non so se va chiamata, se è giusto chiamarla maionese, l'ho fatta con 50% di olio di semi e 50% di olio extravergine d'oliva, quindi tende un po' a dare leggermente sull'amarognolo. Lo stesso il sesamo magari cotto può dare un po' sull'amarognolo, e l'unica birra appunto meno amara era la non filtrata.
Hai fatto i conti esatti del costo di questo panino? Ah, ecco, Sì. bravo. Quanto costa? Costava sui 3,20 euro circa, non mi ricordo precisamente. Il tonno, sì? Dove hai trovato quel tonno? Per Dai miei fornitori. per spendere così poco? Ma è un tonno economico. fresco dell'Atlantico, è un tonno che costa sui 12 euro al chilo. È un tonno dove è stato già abbattuto. Ce ne sono anche di qualità migliori, però dovendo stare comunque in un prezzo, questo qui secondo me comunque non è neanche male. E lui ha questa caratteristica anche rispetto al panino di prima, no? Di far vedere nei suoi panini tutti gli strati Sì. belli alti del panino, no? Con i suoi ingredienti. Adesso vediamo come arrampicarci. La cosa più difficile è stata fare le chips. Allora, sentiamo Paolo Zoppolatti, che già prima l'abbiamo sentito Allora, a nei me piace commenti. lui perché piace lui nel senso ciò che fa, perché dà questa cosa che tu vai, prendi il panino, lo mordi, hai la croccantezza, hai la salsa in abbondanza, questa idea di panino goloso. Questa secondo me è una cosa interessante. Quello che a me è mancato sono stati degli sbalzi gustativi per me. Cioè io avrei aggiunto anche un qualcosa di piccante, qualcosa che mi andasse a stimolare un po' l'insieme di tutto nella sua, diciamo, grassezza. Apprezzo il fatto che vuoi guarnire il tavolo, il piatto in un certo modo, però se lo guarniscilo bene, cioè non mettere un po' di salsa e lo sporchi. Vedi di fare una cosa abbastanza corretta, abbastanza lineare, abbastanza uguale sempre, perché è apprezzabile il fatto di voler presentare il panino, però secondo me va fatto in un modo più scientifico, più ordinato. Alla fine il panino mi piace, se dovessi tornare a prenderlo non lo so se ti chiedo questo panino, però mi piace. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Il secondo panino creativo è quello proposto da Sonia Pescova del Ciò che c'era di Udine. Veni Sonia. White Est. Ok. Sì. Allora, gli ingredienti che ho scelto io, come dice il nome, appunto vengono in gran lunga dall'est, da dove provengo anch'io. Quindi già il pane rustico e soprattutto la carne di cervo, brasata ma molto al limite, dei funghi porcini, mirtilli rossi, le verdure di base per il soffritto, per il sughetto, che dopo vi troverete nel panino. Perché è creativo il tuo panino? Perché in teoria è quasi un secondo piatto, si può dire, che viene messo però in forma di panino. Questo secondo piatto in forma di panino, guardando soltanto gli ingredienti, ma poi mi smentirai, mi dà l'impressione di essere un panino importante che rischia di non darti poi una importante salivazione in bocca per avere succulenza in bocca. Mi smentisci? Questa volta mi sono preparata, c'è la salsa, c'è il sapore, i funghi sono scottati anche al burro e quindi sono abbastanza succosi. Spero di non toppare, non essendo nella mia cucina, laddove mi sento pienamente sicura e poter aggiustare eventualmente le cose. Spero di soddisfarvi questa volta. Il panino lo avete provato nel locale e soprattutto è un panino che fate normalmente o lo stai preparando soltanto per noi? No, non è un panino che facciamo normalmente, questo è proprio mio, sapori miei, si può dire. Anche tu hai scelto la Dolomiti, la non filtrata come birra. Sinceramente non bevo birra. Però essendo non filtrata un po' rustica anche essa. Si abbinava bene secondo te? Sì. Secondo me si abbinava bene, ok. Sì.
Però ci hai detto dell'estero, non ci hai detto di dove. Repubblica Ceca, sono di Praga. Quindi è abbastanza tipica, perché chi è dalla Repubblica Ceca, la loro bevanda nazionale comunque è la birra. Si vede che adottata in Friuli si dedica più al vino. Al vino, no? Tante volte l'accessorio, no? Adesso stavo vedendo il piatto. Sì. Il piatto sembra un trancio di tronco È tagliato, scelto apposta. e quindi va proprio in, Sì, l'ho scelto apposta. in abbinamento a questo selvaggio panino. Sono contenta che vi siete accorti dal piatto. Mi piace questo senso di wild, si sente, tra l'altro non avevo mai assaggiato un carpaccio di cervo dentro un panino, quindi è una novità, però si sente veramente questo wild. Una cosa, un appunto, la birra, forse l'abbinamento, io avrei abbinato probabilmente una birra rossa, in questo caso. Ne abbiamo discusso sinceramente, ma essendo, secondo parere di altri anche, perché io come ho detto non bevo birra, era troppo dolce, con mirtillo che è dolce e il cervo che è abbastanza forte e il pane probabilmente ha anche una parte di zucchero, quindi abbiamo pensato di non mettere anche la birra rossa che è dolce. Perfetto, grazie. Vedi, alla fine avevi ragione tu all'inizio, bisogna provarle le cose per sapere. No, alla fine ha ragione le donne. Il terzo panino creativo è quello proposto da Massimiliano Plett di DM Caffè. Vieni Massimiliano. È un pan carré integrale fatto con lievito madre che userò appunto per il toaster. Ah, quindi è un toaster, È si un chiama toaster. così. Del burro al caffè, quindi burro al caffè. con polvere di caffè, delle ostriche crude, una maionese al caffè, una maionese ostriche, una maionese particolare fatta senza uova, solo con ostriche frullate e latte di soia, cetriolo crudo, polvere di capperi. Il timo è sostituito da una foglia ostrica. Allora, se io lo leggessi nel menù avrei quasi paura, per dire. Magari mi dici cosa vuol dire toaster o cosa me l'hai interpretato tu con la tua ricerca culturale e mi passa la paura. È un toast con le ostriche. La ragione per cui ho scelto di proporre questo panino è questa. Siccome rappresento DM Caffè Italian Attitude, volevo qualcosa che contenesse il caffè. E tra gli abbinamenti, diciamo così, classici della gastronomia internazionale, soprattutto dell'Inghilterra, dell'Irlanda, c'è quella di consumare le ostriche con le stout abbinate, no? con le birre scure. La birra abbinata è la Dolomiti, la speciale. Non c'era purtroppo una scura, è quella che più si avvicinava alle sensazioni che cercavo io, era quella lì. Per contrastare la parte amara che ci aspettiamo di trovare in questo panino, data dalle ostriche e data dalla maionese al caffè. Esatto. Mi pare che abbondi anche sulle ostriche. Sì, per i giudici questo è altro. E i giudici vorrebbero sapere Ecco il full costo. cost di questo Bravo. panino? Sì, perché anche qua le ostriche. Quanto costa, ragazzo? Quanto costa? Il panino rimane all'interno del food cost. Quanto? 3,48 €. Qui
sicuramente grande scommessa sua, o piace o non piace. A me piace perché piace perché porta su un'altra strada, su un altro mondo. C'è una cosa che devo fare un appunto, mi manca l'acidità, un po' di acidità in più, perché la salinità ce l'ho, l'insieme delle cose ce l'ho, mi manca un po' l'acido che io vorrei, punto e basta. Concordo, è una scommessa, c'è molto mare, perché l'ostrica si sente, nasconde un po' il resto l'ostrica. È vero che è l'elemento principale perché tutto si gioca sull'ostrica, però probabilmente gli altri elementi potevano incidere un po' di più per farsi sentire un po' di più. Apprezzo molto la ricerca, mi piace molto, non c'è niente di sbagliato, però un pochino più di probabilmente di coraggio nel dare gusto. Ok. Però il panino è sicuramente un buon panino. Sì, l'abbinamento con la birra abbastanza, avrebbe bisogno magari forse di una birra più ricca. Più ricca. Raggiungo nuovamente Mariella perché è arrivato il momento del quiz per i nostri 3 concorrenti. Adesso però la domanda è legata ai vini. È legata al mondo del vino e la domanda è: il Terrano, vitigno autoctono del Friuli Venezia Giulia, appartiene alla famiglia di Merlot, Cabernet, Refosco? Refosco. Esatto, la risposta è esatta. Le sa tutte, Massimiliano? Fortuna, so quelle 4 cose che domani. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, semplicemente che il Terrano è un vitigno a bacca rossa e fa parte appunto della famiglia dei Refoschi. La produzione è consentita solo in alcune zone della provincia di Trieste, di Gorizia e della vicina Slovenia. Brava Mariella, Grazie. sempre precisa e puntuale con i suoi quiz. Ti ritroveremo la prossima puntata. Certamente. Sempre brava e sempre disponibile e carina. Grazie. Felice di essere con voi. Ed ora andiamo a conoscere il vincitore del contest nel contest di Friuloves Banca. Eccoci qui Alexis, siamo nella sede di Pordenone di Telefriuli, nella tua redazione. Sono qui con me Annalisa Polano in rappresentanza della filiale di Friuloves Banca di Pordenone e Simone Stefanutto del Castello di Montereale Valcellina. Simone ha sbaragliato la concorrenza con il suo panino, tantissimi like sulla nostra pagina Facebook istituzionale Friuloves Magazine, il concorso sta andando veramente molto bene. E Simone, come va con questi panini? Quanti ne fai in una settimana? Ne facciamo parecchi, ne facciamo tanti. Questo panino qui adesso tenteremo di gettonarlo nella settimana in modo da vedere se piace o non piace, come i like che sono stati ricevuti tramite la pagina Facebook. Bene, ma il tuo panino come si chiama? Autunno in Valcellina ed è fatto con la pitina, il formaggio fuso di Pradis e dei funghi di montagna, il tutto con un pane croccante. E mi sembra che siano oltre i 200 i like che hai ricevuto, quindi veramente un grandissimo apprezzamento da parte dei tuoi clienti. Annalisa, la filiale di Pordenone da quanti anni è aperta? È una filiale giovane perché siamo qua a Pordenone da 5 anni, siamo in via dei Molini 7 e siamo vicini al territorio anche con queste iniziative. Benissimo, procediamo alla premiazione così poi ridiamo la linea ad Alexis. Ecco a te la busta contenente il buono con la possibilità di poter andare in uno dei grandi centri della nostra provincia di Pordenone per fare un acquisto. Ricordo che si può continuare a votare i concorrenti di settimana in settimana su Friuloves Magazine, la nostra pagina istituzionale. Pronti per conoscere il vincitore della terza puntata? Siete un po' tesi?
ma sta per finire, conoscerete il vincitore. Grazie al lavoro dei 4 giudici, 285 punti totali. Il terzo posto è di Sonia Pescova, Ciò che c'era a Udine. La sfida tra 2 uomini, quindi, con un totale di 333 punti, vince la puntata Giancarlo Iurlaro della birreria Dolomiti di Casarsa, secondo posto per Massimiliano Plet del DM Caffè Italian Attitude Udine, 307 punti, quindi non c'era un grandissimo distacco. Bravi, non era facile, non è facile anche essere davanti comunque a delle telecamere o a dei giurati, quindi l'importante però è farle queste cose per abituarsi e per poter crescere. Io volevo ringraziare in particolar modo però lo chef che c'è stato da noi, Zoppolati, e Alberto Cancian. Quindi i panini mediamente sono piaciuti tutti, c'è chi ha fatto qualcosa in più. Grazie. Grazie anche agli altri concorrenti, grazie alla giuria Sergio Lucchetta, Pietro Loisio, lo chef Paolo Zoppolati e ringrazio anche Alberto Cancian. Grazie per essere stato con noi, ringrazio Tommaso Ravo qui con me per le riprese e il montaggio, grazie a Palla Gourmet, ci vediamo ogni sabato in prima serata su Telefriuli, alla prossima. Tu vuoi fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi.